diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, museo che racconta la storia, l'epopea del mare genovese, tante storie per questo convegno importante. Tabarca, ed è subito un nome che penso che la faccia illuminare. Sì, Tabarca è l'esempio di quello che facevano i genovesi, mandando le loro famiglie in posti del Mediterraneo dove poter costruire non soltanto una parte importante per la navigazione, cioè il ricovero, il porto, ma anche la possibilità di fare commercio. E quindi sulla base del commercio hanno costruito il cosiddetto impero genovese. Una finestra su Monaco. Un impero di conquista, ma era un impero commerciale e l'impero commerciale poi ha stabilito ovviamente assieme al commercio anche la cultura, quindi la cultura della città di Genova a Tabarca poi si è trasferita a Carloforte e Calasetta, che sono altri due posti dove la nostra cultura è estremamente evidente. Quindi la famiglia Lomellini, che era la famiglia che i genovesi avevano deciso a quell'epoca che andasse a Tabarca, poi ha tutta la sua catena e attraverso ovviamente il Carloforte, attraverso Tabarca abbiamo anche dei Lomellini che sono qui a Genova, di cui il principale autore è colui che organizza questi convegni, a cui va il nostro ringraziamento. Io so, appunto, mi dicevo nell'intervista prima che il Comune ha voluto fortemente questo tipo di incontro, le chiedo ancora questo prima di salutare e ringraziarlo ovviamente, se da un convegno come questo che guarda al passato si possono trarre, lei da sindaco di Genova, anche degli auspici per il futuro di Genova. Mi pare che un po' mi abbia già risposto. Assolutamente sì, auspici che sono dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista economico. Questi legami all'interno del Mediterraneo non fanno altro che aumentare le possibilità poi ovviamente di scambi culturali e quindi anche commerciali con quelli che sono tutti i paesi che sono attorno al Mediterraneo, quindi è il modo giusto per andare avanti. Bene, ringraziamo il sindaco Marco Bucci, sindaco di Genova, qui in diretta dal Museo Galata, il Museo del Mare, che ne racconta l'epopea per Truman TV. Signor sindaco. Tutto bene? Allora, siamo riusciti anche a riempire il teatro, vedi? Buon pomeriggio a tutti, vedo che sono appena arrivati i nostri amici di Carloforte, fategli un bel applauso. E nonostante tutto, anche oggi venire da Carloforte a Genova non è proprio un viaggetto semplice, e comunque quindi grazie per essere qui. Io devo dire che io sono appassionato proprio personalmente alla vicenda dei genovesi, di quello che i genovesi hanno fatto in questi ultimi 1000 anni, perché è una storia che è ricchissima di cose incredibili, che tra l'altro non conosciamo, perlomeno io, a mia scuola non ha insegnato nessuno, pur avendo fatto, diciamo, tutte le scuole eccetera, e sono dovuto andarmene a cercare, poi quando lo fa il sindaco queste cose neanche le sappia, quindi sono addirittura ancora più informato. Guardate che quest'anno, ad esempio, dove stiamo arrivo per Tabarca, è un attimo solo, quest'anno dove stiamo parlando del Medioevo, no? Tutta la città sapete che ha lanciato un grande programma sul Medioevo per dire che noi veramente, è vero che Genova nel 600 era la città più ricca del mondo, parliamo del barocco, parliamo dei nostri palazzi, palazzi dei Rolli, parliamo di Garibaldi, musei, tutto bene, ma lo eravamo anche prima, e forse qualcuno si è dimenticato di quello che è stata la storia della nostra città nel Medioevo, che poi, diciamo, comincia, così adesso non sono uno storico, però lo vedo un po' prima delle crociate e poi dopo finisce al 1492, l'anno di Colombo. Ebbene, Genova in quel periodo era riuscita a costruire quello che alcuni storici, sapete che 2 settimane fa al Ducale è stato presentato un lavoro storico da parte di persone assolutamente diciamo sulla leadership, sul leading edge, cioè sul punto, sulle persone che guidano le scoperte storiche, e ci hanno detto che Genova si può definire creatrice di un impero. Nel Mediterraneo in quell'epoca c'era un impero di Genova, che non era un impero militare, tantomeno era un impero di conquista di territori, era un impero basato ovviamente sul commercio, ma soprattutto sulla cultura. La cultura genovese, che era ovviamente la navigazione,
navigazione non di per sé, ma la navigazione perché serviva per fare commercio. E questa è una cosa fondamentale, perché a quell'epoca, e poi insomma sino a 150 anni fa, se non c'erano le navi non si poteva fare commercio. Tuttora si fa commercio attraverso le navi e si continuerà a fare per millenni, quindi voglio dire, il mare è sempre stato, non è mai stato un motivo di divisione, anzi per noi genovesi era un modo per unirci, per unire altre culture, per unire altri commerci, guadagnarci ovviamente, se no cosa lo possiamo fare, però alla fine c'era questa dinamica importante, quindi la cultura assieme al commercio, assieme alla capacità di navigare. Queste tre cose hanno fatto la fortuna della nostra città, oltre ovviamente a una cultura della città basata sulle famiglie, cioè sulle capacità di avere questa impresa, cioè l'imprenditorialità delle famiglie, e le famiglie poi andavano a cercarsi per l'Interraneo. Questa è un po' la storia dei Lomellini. Ora tutti abbiamo un Lomellini, quindi ce lo racconterà lui com'è la storia, però io so che queste famiglie hanno veramente conquistato parti del Mediterraneo e la Repubblica di Genova favoriva le famiglie, perché spostando una famiglia, che non vuol dire 5 persone ovviamente, vuol dire 50, 100, forse anche di più, cioè le persone che appartengono alla storia della famiglia, che si spostano per fare un'attività commerciale attraverso la navigazione, attraverso la creazione poi di un porto sicuro, perché Genova, la Repubblica, aveva bisogno di avere porti sicuri in tutto il Mediterraneo. Noi siamo gemellati con Odessa, siamo col Mar Nero, siamo gemellati con alcune isole della parte, diciamo, della parte turca della Grecia, siamo gemellati con città della Spagna e così via, sono da tutte le parti, e ovviamente con Carloforte, ovviamente con Tabarca. Quindi questa epopea è un'epopea ricca di storia, e questa storia la dobbiamo studiare noi genovesi, perché dobbiamo sapere quelle che sono state le nostre radici. Su questa storia si costruisce il futuro, quindi c'è valore enorme nel fare, nel celebrare, secondo nel ricordare, terzo nel continuare a mettere benzina sul fuoco, ovvero sia far sì che si possa continuare a parlare di queste cose. Quindi io sono molto contento che un membro della famiglia Lomellini, il signore di Carloforte, tutti quelli che ci stanno attorno, continuino a parlare di quella che è stata l'epopea tabarchina e di quello che è questo modo di fare, non voglio dire impero perché è una parola che oggi forse non è positiva, ma questo modo di fare coesione e creare legami che è stata la fortuna di Genova e che oggi, guardate, è estremamente di moda. Perché oggi, quando si fa commercio nelle grandi multinazionali, si pensa esattamente come pensava la Repubblica di Genova 800, 700, 600 anni fa. È lo stesso identico spirito di iniziativa imprenditoriale. E noi l'abbiamo anticipato anche con una governance come quella della nostra Repubblica, assolutamente aperta alle famiglie, quindi non c'era uno che regnava, ma c'erano le famiglie che portavano avanti il discorso, scambiandosi l'una con l'altra e, vabbè, ogni tanto lo alzavano qualcuno, però questa è parte del gioco. Qualcuno lo buttavano fuori, come è successo a quelli che sono andati a Monte Carlo, non mi fate dire di più perché ho sapete tutti la storia. Però, voglio dire, ogni tanto succedeva. Però c'erano già i semi per un tipo di approccio alla cultura, al commercio e alla navigazione che hanno fatto la fortuna della nostra città. Mi fermo qui, non vado oltre, ma voglio soltanto ringraziare chi si è preso cura di fare questa attività, perché come dicevo prima sono cose importanti e noi vogliamo che i genovesi queste cose le sappiano, perché sulla base delle conoscenze del passato si costruisce un grande futuro. Quindi grazie a tutti voi e buona avventura.
Una finestra Su Monaco.